senza Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Eccolo qui il Sammy Varin, buona estate a tutti quanti signori, gli appuntamenti da non scordare, anche targati Lega in questa puntata di È tutto un magna magna, siamo in onda il mercoledì intorno a mezzogiorno ma in replica anche nel corso della domenica, appuntamenti da non scordare con feste, sagre, eventi popolari su e giù per l'Italia, quelli poco conosciuti di eventi, non faccio pubblicità a robe gigantesche dove fate ore di coda solo per avvicinarvi, no, solo roba genuina, ammirata dai cittadini, da chi abita nella zona, partecipata come non mai, ma dal punto di vista locale. Eventi di cui parlo, di cui poi trovate tranquillamente pubblicità su internet, non è che non viene scritto da nessuna parte, ma difficilmente sarà pubblicizzato questo evento a livello nazionale sulle grasse radio perché non c'è business che ruota intorno. Certamente sono qui anche per augurarvi buona estate, perché so che in questi giorni in molti si parte, in molti siete già partiti, in molti non partite, ma comunque è un sospiro di sollievo, un po' meno traffico se stiamo in città e si gira anche più felicemente, magari facendo semplicemente qualche ora di relax fuori dalle scatole nei dintorni. A proposito di questo, gli appuntamenti da non scordare sono anche quelli targati Lega e proprio in questo weekend, 31 luglio, 1, 2, 3 agosto, non mancano le feste della Lega sul territorio, ad esempio in quel di Pompiano, in provincia di Brescia. Lega Salvini Premier in festa tutte le sere dalle ore 19, è in funzione la tradizionale cucina padana, con gran bella musica. Questo venerdì 31 un tributo a Vasco Rossi, sabato 1 agosto Funk Up il Funky, domenica 2 agosto Orchidei Band, lunedì 3 agosto DJ Marco. Appuntamento, se siete nella zona di Brescia, a Pompiano in provincia di Brescia presso l'area feste di via Ortaglia, esponenti della Lega locali e nazionali, ma soprattutto quando ci sono le feste della Lega, lo sapete meglio di me, si mangiano cose buone. Chiaro che se siete più verso Lecco o verso la Valtellina, ragazzi, c'è il festival Lago e Valli, siamo alla 32esima edizione della Festa Lega a Colico. Palalegnone, 31 luglio e fino al 1 agosto, servizio ristorazione e orchestre tutte le sere. Bellissima idea anche qua, ragazzi. Non dico di fare un weekend sul lago, però come gita dalla mattina alla sera, passando poi la sera al Palalegnone di Viale Padania, il nome è tutto un programma, a Colico. 30 luglio, 31 luglio, 1 e 2 agosto, festa della Lega Romagna, e qui siamo a Cervia, Milano Marittima. I tantissimi che ci seguono dal mare sanno, hanno visto tanti manifestini in giro, che a Torre San Michele, Piazza Maffei, Cervia, Milano Marittima c'è il festone della Lega Romagna con ospitoni che non vi dico. Identità, sicurezza, tradizione, comunità. 30, 31 luglio e poi 1 e 2 agosto, cucina dalle ore 19, dibattiti dalle ore 20:30. Al freschetto della Val d'Aosta, la festa della Lega di Ponte il 2 agosto, località Zerbio, dalle ore 11. E anche qua, signori, è bellissima idea di farsi un weekendino o semplicemente una gita dalla mattina alla sera respirando un po' più di aria fresca. 2 agosto, Pontei, ore 11, gara di go-kart, ore 12:30, gnam gnam, mega grigliata. Interverranno la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. 2 agosto, Pontei, Val d'Aosta, la festa della Lega al freschetto.
Non è finita, ragazzi, ne trovate tutto quanto su legaonline.it, ve lo ricordo, ma già adesso segnate in calendario che il 4 e 5 settembre c'è la Lega Summer Fest, Autonomie e Libertà a Donoratico, in provincia di Livorno, e qua magari ci scappa davvero l'ultimo weekendino d'estate, 4 e 5 settembre, prima festa provinciale Lega Livorno Donoratico. E visto che sono 2 giorni, appunto, una bella idea farsi l'ultimo weekend al mare, o no? Dove vado? Dove vado? Beh, ragazzi, parlando di cose buone, lo Spiedo Padano, negli stessi giorni di settembre, domenica 6 settembre a mezzogiorno, e qui ci sarò anch'io, l'11ª edizione dello Spiedo Padano. Siamo anche quest'anno al ristorante Birreria La Loggia di via Salbella a Rovato, in provincia di Brescia. L'invito è certamente per chi non ha mai provato lo Spiedo Padano, ma anche per chi magari non riesce a partecipare alla grande Pontida 2026. Il 20 di settembre, lo sapete, è ufficializzata la data, siamo sul Sacro Pratone. Per 1000 motivi non riuscite a venire a Pontida? Non siete più giovanissimi e il casino che ci sarà anche quest'anno a Pontida non riuscite a sopportarlo? Tranquilli, partecipate allo Spiedo Padano domenica 6 settembre a mezzogiorno. Ci troviamo in un ristorante grande con aria condizionata, qualunque tempo non ce ne frega niente. Ci sono gli ospitoni nazionali e locali della Lega, ma soprattutto ci sono io, e vuoi mettere Sammy Varin di Radio Libertà. Ci saranno i nostri gadget in anteprima, quelli che porteremo a Pontida il 20 settembre allo stand, ci saranno anche allo Spiedo Padano di Rovato. Quindi mettete in calendario domenica 6 settembre a pranzo a Rovato, in provincia di Brescia, aperitivo, spiedo con polenta, patatine, dolce, caffè, acqua e vino, 30 euro se siete grandi, ma se siete piccolini, signori, il menù bambino fino a 13 anni è gratis. Io vorrei essere un bambino, se quelli più grandicelli, sopra i 15 anni, pagano pochi euro per avere il menù semplice, cotoletta, patatine e bibite. Chiaro che provare lo Spiedo Padano è un dovere. Beh, se siete bresciani chiaramente è un esame per essere veri bresciani, ma se arrivate da fuori come il sottoscritto Sammy Varin, una volta nella vita, magari almeno una volta all'anno, lo Spiedo bisogna provarlo. Provare per credere, ma soprattutto, signori, approfittate. Al posto della confusione di Pontida, al posto è un parolone, è un errore madornale, ma se proprio non potete riuscire a venire a Pontida il 20, io ci sarò a entrambe le situazioni. Il 6 settembre troverete comunque importanti rappresentanti della Lega e soprattutto i nostri gadget non mancheranno. Questi gli appuntamenti targati Lega, ma è tutto un magna magna, lo sapete, non c'è solo la Lega, ma ci sono anche cose particolari in giro per l'Italia, da nord a sud, come ad esempio la sagra della patata di Cunardo, signori. Qui siamo in provincia di Varese. Dal 7 al 9 agosto torna la sagra della patata di Cunardo, 3 giorni di cucina tradizionale, fritto misto, gnocchi, specialità in un evento benefico. E, signori, una sagra organizzata dalla scuola materna di Cunardo con finalità benefiche, stand gastronomico, servizio ai tavoli, un ricco menù dedicato proprio alla patata, protagonista di numerose ricette tradizionali e creative. Tra le proposte figurano, vi faccio venire fame, gnocchi di patate in diverse varianti, gâteau, nervetti con patate, goulash, il goulash con purè, salsiccia in umido con patate, tomino con purè, patata tonnata, oltre al celebre fritto misto e alle immancabili patatine fritte preparate con patata fresca. Non mancheranno i dolci con frittelle di patate e torte.
Venerdì 7 agosto dalle ore 19, sabato 8 agosto dalle ore 19, domenica 9 agosto pranzo dalle 12 e cena a partire dalle ore 19. Una manifestazione che rappresenta ormai un appuntamento fisso dell'estate cunardese, coniugando convivialità e sostegno alle attività della scuola materna del paese. Durante la sagra sarà inoltre attivo il Bar Mario con una selezione di vini e bibite. Insomma, puro territorio a Cunardo, signori. È il caso veramente che ci stiate dietro a queste cose, soprattutto perché si passa dalla sagra della patata alla sagra degli uccelli. Signori, direi che siamo serissimamente pronti anche a questa sagra. 753esima sagra degli uccelli? Ne han fatte così tante? Siamo nelle cose storiche. Sagra degli Usei, signori, è la manifestazione ornitologica più antica d'Europa. E questa cosa io veramente non la sapevo. Siamo a Sacile, in provincia di Pordenone. Domenica 6 settembre il centro storico di Sacile vi aspetta per la 753esima edizione di un evento che unisce tradizione, natura, divertimento. Vivi l'emozione del celebre concorso canoro, scopri gli uccelli ornamentali e gli animali da cortile, assapora l'eccellenza del territorio nelle casette del gusto e divertiti con laboratori, attività per bambini, la tradizionale tombola e tanti altri appuntamenti. Ingresso gratuito all'atmosfera unica della Sagra degli Usei, domenica 6 settembre a Sacile, in provincia di Pordenone. Chiaramente in giro per l'Italia, con la scusa di fare un weekendino, o magari mi ascoltate proprio dalla zona, c'è anche la 38esima sagra del Fusillo. Qui siamo a Castelpoto, in provincia di Benevento. Dal 12 al 15 agosto Castelpoto vi aspetta per questa sagra con liscio, balli di gruppo, karaoke, DJ set, ma soprattutto potrete degustare il fusillo al ferretto artigianale, la salsiccia rossa di Castelpoto e tante altre specialità tipiche locali. Signori, segnate giù: dal 12 al 15 agosto a Castelpoto, provincia di Benevento. Calici sotto la torre. Sabato 8 agosto siamo a Civitella, in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Nelle suggestive strade di Civitella verranno allestiti spazi per la degustazione di vini DOC ed OCG del territorio. Per chi lo vuole sarà possibile cenare con prodotti tipici del territorio, musica e intrattenimento, e alle ore 22 alla Rocca una postazione per l'osservazione telescopica. Un'altra bella idea. Calici sotto la torre, sabato 8 agosto a partire dalle 19:30 a Civitella, in Val di Chiana. Siamo in provincia di Arezzo, Toscana. Sabato 1 agosto, questo sabato, cavolo, la tradizionale sagra della sardina sul fuoco. In piazzetta Mario Antonietti, dalle ore 19 siamo a Sestri Levante, Liguria, 33esima sagra da Sardenna Poufegu, distribuzione gratuita di sarde alla griglia. Io voglio morire mangiando sarde alla griglia, oltre naturalmente che affogando nella polenta taragna, questo è sicuro, un'ulteriore morte. 33esima sagra da Sardenna Poufegu, siamo in dialetto ligure a Sestri Levante, sabato 1 agosto, piazzetta Mario Antonietti, a partire dalle 19, sarde alla griglia, distribuite gratuitamente. Blub. Sabato 1, domenica 2 agosto, qui siamo invece a Compiano, provincia di Parma. Compiano in scena, artisti di strada e teatro di piazza. Sabato 1, domenica 2 agosto.
Per 2 giorni il centro storico di Compiano ospita un festival diffuso di arti di strada. Gli spettacoli non si concentrano in un unico spazio, si susseguono tra vicoli, portici, piazze e si seguono camminando liberamente con ingresso gratuito. Oh ragazzi, io vi leggo queste cose, poi andate chiaramente su internet a ricercare questi eventi, li trovate, come trovate quello di Villa Verla. Siamo in Veneto, provincia di Vicenza, Sagra di San Domenico, 31 luglio, 1, 2, 3 agosto. Stand gastronomico aperto tutte le sere, orchestra, 400 metri quadrati di pista in acciaio, Villa Verla Summer Fest con la musica dei tempi passati, ma soprattutto festa, musica, buon cibo, divertimento per tutte le età, stand gastronomico. Se siete in zona, Villa Verla è in provincia di Vicenza, Veneto, un festone dal 31 luglio al 3 di agosto. Appuntamenti da non scordare anche Kia du Pass, anche per chi ci segue da Milano. 4 agosto a Pusiano, in provincia di Como, festa di Pusiano sul Lungolago. Se avete una fidanzata, una moglie, un amante, ragazzi, portatela qua. Ci saranno i fuochi artificiali in tarda serata, ma la festa di Pusiano comincia alle 17 del 4 agosto. Lasciati incantare da uno spettacolare show pirotecnico che illuminerà il cielo di Pusiano, ma soprattutto una bellissima idea per partecipare a questa festa della Madonna della Neve. Bollicine e desideri, sabato 8 agosto, siamo a Fortunago in provincia di Pavia, ma ben sapete che si guardano anche le stelle. La notte di San Lorenzo, tra le vie di uno dei borghi più belli d'Italia, le bollicine incontrano i desideri. Un calice di metodo classico, il profumo della cucina, le stelle cadenti sopra Fortunago e un foglio su cui scrivere quel desiderio che aspetta il momento giusto. Sabato 8 agosto a partire dalle 19:30 a Fortunago in provincia di Pavia. Lo stracotto d'asino vi aspetta invece a Corropoli ed è sempre roba buona anche qui che non si mangia da tutte le parti, signori. Chitarra al ragù, trofie con funghi, salsiccia e zucchine, trofie al pesto di melanzane, stracotto d'asino, ma anche gli arrosticini, panino con la salsiccia, le frittelle, peperoni e uova, pallotte, cacio e ova. Dall'8 al 12 agosto ti aspettiamo per 5 serate all'insegna del gusto, della tradizione e del divertimento. 42esima sagra dei prodotti tipici, stracotto d'asino e non soltanto, piazza di Piedicorte, Corropoli, provincia di Teramo. Ragazzi, sono tutte cose veramente che ci fanno bene alla salute, così come anche tornare indietro nel tempo. Domenica 2 agosto a Pecorara, in Alta Val Tidone, 31 luglio e fino al 2 agosto, giochi popolari di una volta, ricordando la pasta frolla, corsa con i sacchi, tiro alla fune, braccio di ferro. Quanto tempo è che non fate il braccio di ferro? Sagra della torta di pasta frolla e molto di più. Pecorara, Alta Valtidone, provincia di Piacenza, dal 31 luglio al 2 di agosto. E lo so, mi state ringraziando perché vi sto dando idee stupende per tutta l'estate qua. Ricordatevi dei ricordi della soffitta, il mercatino dell'antiquariato che si tiene sul lungolago di Arona, in provincia di Novara, Sacra Arona, questa domenica 2 di agosto, i ricordi della soffitta. Questo venerdì 31 luglio invece alle 20:30 oltre 50 cantine, 100 etichette di 8 regioni italiane, 10 stand gastronomici vi attendono a Calici in Borgo. Taglio del nastro, inizio manifestazione, siamo a Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno. Si mangia e si beve,
Leofreni, 12 di agosto, e qui andiamo sul particolare. Leofreni è frazione di Pescoro Chiano, chiaramente ci siamo passati tutti almeno una volta nella vita, in provincia di Rieti, tra vicoli e vedute, sapori e tradizioni. Leofreni, 12 agosto a partire dalle ore 19, percorso enogastronomico nel borgo di Leofreni tra vicoli aggrovigliati e vedute mozzafiato. Lunedì 3 agosto a Roccasecca, sempre in Lazio, provincia di Frosinone, Fritz e Pizza Festival, alla 13ª edizione, area bimbi, ma soprattutto Pizza Festival. E vuoi mettere la festa della pasta fatta a mano, 7, 8, 9 di agosto, vi aspetta questa volta a Buccino, in provincia di Salerno. Siamo in Campania. E infine, signore e signori, si finisce con i fuochi artificiali, veramente. Andiamo a Rubbianello, e chiaramente almeno una volta nella vita siamo tutti andati a quel paese, a Rubbianello, provincia di Fermo, Marche. Vi saluto ricordandovi che il 20, 21, 22, 23 agosto a Rubbianello c'è la festa della passera ambriaca, la tagliatella alla passera ambriaca, musica e balli, animazioni per bambini, ma soprattutto la passera ambriaca, che vogliamo tutti conoscere e provarla almeno una volta. Con questo Sammy Varin non può che ringraziare Simone in regia e augurarvi buona estate. Non dimenticate, è tutto un magna magna. Avete ascoltato È tutto un magna magna,